Io ho cercato di sintetizzare un attimo quali possono essere i principali problemi organizzativi nel sviluppo e nell'implementazione di sistemi di telemedicina in sistemi complessi come sono i sistemi ospedalieri, i sistemi aziendali. Ho cercato di sintetizzare in questa slide alcuni degli attori, sottolineo alcuni degli attori, perché qui manca la componente amministrativa, mancano le software house, mancano alcuni partner che molto spesso che devono essere, diciamo, in qualche modo coinvolti in queste progettazioni, che fanno parte integrante di queste progettazioni. Il coinvolgimento del mondo informatico, del mondo clinico e del mondo organizzativo ha una pregnanza diversa a seconda delle fasi che andiamo ad analizzare. Nella fase di progettazione è sicuramente fondamentale che tra la parte informatica e la parte clinica ci si capisca su quali siano gli elementi essenziali, quelli che servono al clinico per governare il processo sanitario. E quindi è molto importante che ci sia la comprensione reciproca delle necessità e dei limiti che comunque i sistemi informatici hanno oggi. La parte organizzativa deve essere presente e presidiare, perché questi processi sono di solito molto trasversali alle organizzazioni e coinvolgono anche realtà, servizi che sono al di fuori del neurologo, del neurochirurgo o dello specialista delle singole patologie. In fase di implementazione e di esecuzione di un progetto, le cose si modificano sostanzialmente. La fase di implementazione è un po' diversa, però nella fase di esecuzione c'è un grandissimo impatto organizzativo e un grandissimo impegno da parte dei clinici, che devono modificare e devono accettare una modalità diversa di gestire la patologia. Nella fase di governo lo stesso viene un po' più contenuta, diciamo, il supporto che si chiede al sistema informatico, deve essere mantenuta alta l'attenzione da parte del clinico nell'utilizzo corretto dei sistemi, però è necessaria una grandissima governance da parte degli organizzatori. Quali sono le criticità che sono emerse nello sviluppo di questi progetti di telemedicina? Questi essenzialmente dal punto di vista organizzativo, proprio perché ci troviamo a dover colloquiare, far colloquiare insieme specialisti diversi, professionalità diverse, si è reso necessario andare a verificare e anche a ridefinire i percorsi diagnostici per singola patologia e anche i tempi diagnostici, in particolare per il teleconsulto neurologico. Avendo un tempo di circa 3 ore, è stato essenziale puntualizzare i tempi per l'esecuzione delle immagini radiografiche e gli esami di laboratorio, perché altrimenti il neurologo non aveva la possibilità di avere tutte quelle informazioni di cui abbiamo fatto riferimento prima. È stato necessario anche identificare i servizi, ma soprattutto le persone che erano in grado di far sviluppare questi progetti e di prendersi in carico il paziente e le tecnologie ad essere correlate. Perché, se avete notato, sia nel teleconsulto neurologico sia in quello neurochirurgico, la componente tecnologica è particolarmente impegnativa ed è molto variegata, e quindi oggi nelle nostre organizzazioni non tutti i sanitari sono già predisposti all'utilizzo di questi strumenti e ad abbandonare la modalità classica della visita e del consulto rispetto agli nuovi schemi che si vengono a realizzare. Sono delle attività nuove nelle nostre realtà. Quasi tutte le nostre realtà organizzate oggi non hanno protocolli e modalità operative nel caso in cui ci sia qualche malfunzionamento, cosa che mette di norma molto in ambascia tutti gli operatori, perché quando ti abitui bene, quando hai un sistema che funziona e qualcosa succede, e nel mondo informatico, nel mondo tecnologico può succedere, devi dargli delle regole molto semplici e dirgli come deve comportarsi, perché hanno di fronte a sé il paziente, sentono il carico di avere il paziente da gestire e non sapere come fare.
sono delle attività che coinvolgono moltissime specialità, che vanno coinvolte, vanno quindi definiti dei protocolli integrati. Nell'ultimo progetto che vi è stato presentato abbiamo anche affrontato una tematica nuova, l'uso delle telecamere in ambito clinico, in ambito sanitario, dove ci sono operatori. Alcuni dei nostri operatori hanno segnalato che non volevano l'uso delle telecamere, non volevano la telecamera all'interno degli ambulatori, questo perché va contro alcune regole dello Statuto dei lavoratori, e quindi è stato necessario non solo concordare, spiegare e condividere con le organizzazioni sindacali e con l'Ispettorato del Lavoro la necessità di avere questi strumenti per poter fornire un servizio sanitario adeguato e superare questo ostacolo che fino adesso non era mai arrivato alla nostra attenzione. Poi lavori in rete, questi strumenti ti permettono molto di lavorare in rete, ti permettono di lavorare in rete all'interno della tua azienda, ma anche con le altre aziende, e quando devi interloquire con altri attori devi trovare degli accordi che non sono soltanto amministrativi, nel senso di fare le convenzioni, di avere degli accordi generici, ma vuol dire riuscire a far parlare clinici e specialisti diversi e concordare una modalità di trattamento e di gestione del paziente che li metta tranquilli da entrambi le parti. È in sostanza molto importante riuscire a coordinare tutti questi ambiti sanitari, questi ambiti tecnologici, questi ambiti organizzativi, anche perché altrimenti lo sviluppo e la portata a regime di un sistema di telemedicina rischia di avere dei tempi molto biblici, perché ci sono diciamo tantissimi passaggi che poi nella quotidianità possono diventare dei grandissimi ostacoli. Bisogna presenziare con molta attenzione a tutte le fasi di realizzazione, di implementazione, di avvio di questi progetti. A volte si devono prendere anche delle posizioni molto rigide ed essere molto determinati, perché il cambiamento fa paura a tutti, alla parte tecnologica, alla parte clinica, anche alla parte organizzativa. Bisogna riuscire a mediare queste diverse anime e cominciare anche a fare, se mi permettete, delle valutazioni diverse sugli investimenti, perché questi sono gli strumenti che noi avremo per il prossimo futuro per cercare di garantire una qualità dei nostri servizi adeguata rispetto alle risorse che, come sappiamo, sono sempre più limitate. Quindi dal punto di vista organizzativo qual è il lavoro che diventa abbastanza impegnativo? Bisogna riuscire a far colloquiare due ambiti, l'ambito che ho definito tecnologico, che è oberato da 1000 altre anche incombenze, e l'ambito clinico, trovare un'area intermedia dove i due mondi parlano la stessa lingua e si intendono sul punto. Più si sviluppano questi sistemi, più la parte tecnologica deve riuscire a garantire la continuità del sistema, perché quando il clinico si abitua ad utilizzare il teleconsulto è un problema se il teleconsulto non funziona. La parte clinica però ha la responsabilità, siccome questi sono investimenti significativi, deve avere la responsabilità di utilizzare con coscienza e con costanza questi sistemi. Ad esempio, sul teleconsulto neurologico abbiamo deciso che ogni settimana, in una determinata giornata, poiché il sistema per la numerosità dei casi è abbastanza limitato, per non perdere la formazione, per non perdere il know-how, per non far trovare gli operatori dall'una e dall'altra parte in difficoltà nella situazione, con il paziente davanti, si fa una prova settimanale. Da quello che vi dicevo, i tre mondi, il mondo della tecnologia, il mondo clinico, deve essere integrato, non sempre lo è, ma deve essere integrato con il sistema organizzativo. È la vera chiave di volta che ha fatto funzionare e che ha portato a questi risultati che vi sono stati presentati dai relatori prima di me,
al successo questo progetto, sia per quanto riguarda il teleconsulto neurochirurgico, sia per quanto riguarda il teleconsulto neurologico. Se non si lavora sulla parte anche organizzativa, se la parte organizzativa, queste tre componenti non lavorano insieme, non si ottengono questi risultati. Si ottengono soltanto dei progetti che vanno avanti con la buona volontà del singolo, ma non si fa sistema. Infatti, mi fa piacere che anche precedentemente qualcuno l'aveva accennato, bisogna passare dalla progettazione, dalla realizzazione di progetti informatici al concetto di sviluppare dei progetti organizzativi finalizzati a migliorare i servizi. Questo è uno dei sistemi che ci permetterà di garantire, di creare la rete dei servizi sanitari, rete che sia alla regione sia a livello nazionale oggi continuano a richiedere a tutte le organizzazioni con sempre maggior attenzione. Però tutti i progetti organizzativi e di revisione dei processi devono essere fortemente governati, questo a prescindere che sia informatica, che sia a prescindere dall'ambito. È fondamentale il governo e deve essere chiaro chi governa quel progetto, altrimenti arriviamo in alcune situazioni che sembrano delle paludi, dove le cose si arenano e non si sa perché si arenano. Noi abbiamo la difficoltà di portare a sistema tutto questo e dobbiamo fare presto. Le organizzazioni, tra l'altro, possono utilizzare questi sistemi anche per far perno sul cambiamento, come strumento per stimolare il cambiamento delle consuetudini che ci sono all'interno delle nostre organizzazioni. Dobbiamo ancora sviluppare adeguatamente su questi ambiti, dal mio punto di vista, un adeguato monitoraggio degli indicatori, ma indicatori non del singolo caso clinico, ma dei sistemi che li fanno funzionare se vogliamo fare rete. Dobbiamo avere la capacità di saper condividere le migliori pratiche, non solo cliniche, e la parte organizzativa deve sicuramente sviluppare anche una visione nuova degli spazi, della gestione degli spazi delle aziende e dell'utilizzo delle risorse, perché con quelle progettazioni che abbiamo visto, Conegliano, per farvi l'esempio, non ha avuto la necessità di potenziare la dotazione di neurologi e con 4 neurologi riesce a garantire la trombolisi a 220.000 abitanti che insistono in quella zona. Io vi ringrazio per l'attenzione.